Su tempur de sisettu ch'este accabau, a pustir de 3 meses de mudimine de sa giunta regionale, su territorio de Nugoro è pronto a falare in pratta pro rivendicare su chi espedinde dai 20 annos. Interventos chi stabilizzene sa pac industria chi batta barrau, ponendo in pratica sos accordos de programma zesut scrittos, chi si vacata as infrastrutturazione, si investata in istruzione e sanidade. Provincia, comune, assozio datoriales e sindacales oggi hanno fatto una conferenza stampa per aumentare a un'ala totus a rivendicazione e sas proposta de su piano de sviluppo de su Nugoro, inviao su deche de agosto a Pigliaru, de su cale non satischiu pro nudda, a sattera a clarire chi si su maladiu vitincome in agosto, como s'ascurasa non basta un prusu e bichere tu un miracolo. Su t'accusa sa giunta regionale e sa regione, che non parete interessata a un territorio ube totus os settores sono in crisi nighedda. Fino a sottana polimeri, chi pariata as uniche in grado de poderare, a posto sur dipendentes in cassa integrazione. Sa chimi che sti in crisi, prosuttessi lesiva vedda desaccabu de sos ammortizzadores sociales e no anda a menzu su pros edilizia. A sa conferenza stampa hanno partecipato su presidente della provincia Costantino Tidu, totus a giunta, su sindaco de Nugoro Bianchi e Desiniscola Celentano, su presidente de Confindustria Roberto Borgnoli e su segretario generale del CGL Salvatore Pinna, desa Will Felicina Corda e desa Cisle Michele Vele. Totus a una voce hanno ripitiu chi tempus non binda prusu. Questa porta puro a Pigliaru l'hanno pediu de contipizzare sul territorio de Nugoro che a sosatteroso, so sindacauso sono prontos a sa mobilitazione. Toccata ad elisonare sa campana a un governo regionale che pare no appa compreso sa gravidade des emergenza e che si depete piccare sa responsabilidade suasa. Secondo una classifica fatta da Federconsumatori, Nugoro est che in Italia pro su livello de sattari. Supra su rincaru desa tassa su prasarghi interveniti in una nota sa segreteria politica della città in comune. Cherimus abbandonare su record de essere desasprimar de che zittades intreso 91 comunes esaminaus che in sarga proscara. Non si viene assestamentos o modificar de su bilancio che muden sa situazione, anzi, secondo la città in comune, pare arribande un peoramento. In su mese de lampadas este iscadia una de sas prorogas sa esese chi pertocca s'affidamento de su servizio integrau de igiene urbana de su comune de Nugoro e in su matessi tempo su programma che definiata sos tempor de su bando de gara s'assegnazione de servizio a un'altra ditta si leghete sempre in sa notta. Su 30 de lampadas, sichiti la città in comune, serde più prorogare s'affidamento de su servizio vinza sa su mese de vrevariu de su 2015 e un altro programma pro su bando. Città in comune sottolineata che da su pronunziamento de su cussizzu de stato de su 2010 che sono color battorannos esser meses e de su bando pro sarga non si schinnudda. A si scadenza de vrevariu mancano a battor meses e pare sicura un'altra proroga. Sa responsabilità de questo ritardo la città in comune larghettata a sos amministradores comunales isentoso. È tempo de narrere bastata e di affrontare chi incoraggio sa situazione averguando su bando e su capitolau, ponendolo a pare chi in gastos e servizios o chi si spera che non si debba avere un servizio nuovo de per uno profetto preso cittadinoso. È storrau a cominciare oggi in su Tribunale della Nusè su processo su prasor venenor de Quirra, chi viete in su banco de sos imputaus, sos ufficiales e chi hanno comandato su poligono de per dar de voco dai su 2002 a su 2010, Fabio Molteni, Alessio Cecchetti, Roberto Quattrociocchi, Walter Mauloni, Carlo Landi e Paolo Ricci, e sos comandantes de su distaccamento de s'aeronautica de Capo Santu Larentu, Gianfranco Fois e Francesco Fulvio Ragazzon. Pro totus os imputaus s'accusa est de omissione aggravada de cautelas contra infortunios e disaccattos, ca non ha recintau e proibius intrada su publicu de sorzassor militares ube bivini sustanzias tosconosas che a s'uranio impoveriu, che han avattu danno a sa salude de sos homines e de sas bestias a furriu. S'avocau de Stadu Francesco Caput e sos collegas difensivos han contestau s'ammissibilidade de totus a richiesta arnovar de parte civile fatta in s'udienzia
inizia passata. In totto 33 a Sascalese custu manzanos indattannanto a Terarbattoro in prurdes a sparter civiles e zai ammittiasa dai su GUP. Sa richiesta novasa, secondo sus difensores de sus imputaos, mancana de cussu diritto soggettivo pediu prosa Costituzione in su processu, o si presentano supra sormattessi presuppostos prososcales in passaus un'istada respintasa dai su GUP. Sa regione puru, secondo s'abbocadura desi Stadu, non potete beneficiare de su diritto risarcitoriu prosor dannoso ambientalese ca este su Ministeru a s'ambiente su titolare de cussu diritto, mentre se non si contestata sa richiesta prosor dannor de immagine, sor dannoso moralese e patrimonialese fatta da esa regione ca ionauso de su poligonu militare. Sa paragula como colata a sos abbocaus che hanno pediu sa Costituzione de parte civile pro sos assistius issoro. Sa finanziaria 2015 che sti stata già irbodiata da esar bardanasa de su governo. All'onare resunu Alessandra Zedda e Pietro Pittalis, cussizerisi regionaler de Forza Italia, fa vedere desa situazione finanziaria desa regione a pustir de sos accordo sottoscrittor desa giunta Pigliaru che in su governo nazionale supra su pattu de stabilidade e pareggio de bilancio. In sintesi desassestamento de bilancio, su presidente Pigliaro e s'assessore Pacci hanno garantiu che s'accordo fatto in Padoan podiata permettere un mezz'oro de su quadro finanziario prosudo a mizza e bindichi e numene de questa promessa hanno muzzau una scantar boches de importo transindelas a Sannuchi Veneti. In sintesi però subimmus su sacrificio de Como che in 300 milioni in manco prosudo a mizza e battordichi e andammus cara a aterar muzzaduras a Prosannuchi Veneti. Pro sos cussizzeri de Forza Italia, sos profettos promittios in s'accordu non valen a nudda si su governo sichiti a bardanare, ca che in decretos e legges approvaur de su Parlamentu a zai piccau a manu prena de esas cassar de esos sardos. S'ultima vura è scussa de 97 milioni di euro previdi in salezze di stabilidade, nana sos cussizzeri di opposizione, de su restu si stadu sichiti a sicollire a riservas erarialer destinandelas a paccare su depidu commerciale e impedinde a su cussizzu delar destinare pro situazione d'emergenza. In questa partita la regione este s'ultima, che in sintesi s'atera regionese non hanno accettato su pareggio di bilancio che hanno racconto, hanno cherfiu normas pro amparare sa resursas in bezzese dell'allassare in podere desa ragioneria romana e hanno agherrao pro sos creditos arretraoso. Secondo l'opposizione, s'accordo de tribulas che in su governo non este sa vinchida vantada da su centro-sinistra e ponete in pericolo su bilancio de su 2015 e totus arbochese, zai previdias e transiar desa giunta a Sannuchi Veneti. Di attessere de profetto con Cruini, Zedda e Pittalis, che presidente e assessore nian a su cussizzu commente su un posto al finanziar desa regione prima de proponere sa legge finanziaria. Su Nugoro Juniores, in sai in bezzorrona dar su campionato regionale de categoria, ha vinto pro 3 annuda in su Vonne. Una partita, la Sezzir Viende in Sarmazinese, giocata in su campo de Città Giardino, poderata da su Nugoreso Schianasinzau che Michele Buttau, Alessandro Acquas e Simone Selloni. Prosi squadra allenata da Gavino Sanna estesa e battor vinchidas in fila a pare de Kimbe Iocadas. Un bello risultato pro una squadra che ha punna de preparare Sorzovanoso de vacher giocare in sa primi squadra, ma vinzar de mantenere in condizione chi è pro squalifica o pro su recupero di un infortunio deppe giocare in sa formazione de Guglielmo Bacci in Serie D. Finza sa come su Nugoro Juniores ha vinto in sa Bittese, sa Durgalese, sa Vano Morosei, su Siniscola e su Vonne, de che 9 sa rete fattas, 6 cussa subiasa. Su chi conta de prusu este sa creschida de su gruppo, sar garas prus importantes ana essere che informazione de sa squadra sardas che militano in Serie D. In su turno de sapado su Nugoro a tagliocare che in su Bono, una gara difficile che in sosanno scolauso non è stata de profetto pro su Nugoresoso. Sa punna de su Nugoro però a barrata cussa de Sichire a vincere.